Il presidente della regione Musumeci incontra i vertici della compagnia aerea Ryanair al fine di eliminare da parte di Draghi la tassa sul turismo in tutti gli aeroporti italiani, così da accelerare la ripresa post-Covid del settore. In tal senso ribadiamo la nostra richiesta al governo Draghi affinché la cosiddetta addizionale sui diritti d'imbarco venga cassata definitivamente. La sua cancellazione infatti può giocare un ruolo cruciale nel supportare la ripresa turistica locale e assicurare alla Sicilia di rimanere competitiva rispetto ad altre destinazioni europee che allo stesso modo stanno cercando di attrarre le compagnie aeree per far recuperare rapidamente il proprio turismo. Questo quanto affermato dal presidente della regione incontrando a Palazzo Orleans John McKean, direttore generale di Ryanair, la prima compagnia aerea in Italia, tra le prime in Europa. Alla riunione hanno partecipato anche i vertici della società. Il presidente Musumeci ha comunicato inoltre di avere scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi, al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga per chiedere la soppressione della tassa o quantomeno la sua sospensione per gli aeroporti regionali con traffico al di sotto di 1 milione di passeggeri. L'impatto dell'addizionale è maggiore per gli scali di piccole dimensioni, dove la tassa può rappresentare fino al 45% del totale dei diritti aeroportuali. In occasione della precedente sospensione temporanea dei voli, Ryanair ha disposto lanciando 13 nuove rotte con 29 voli settimanali, 22 voli aggiuntivi su 17 rotte esistenti come parte del programma di recupero per l'Italia. Per quanto riguarda la prossima stagione estiva, la compagnia Ryanair, numero 1 in Italia, mette in campo oltre 730 rotte, 68 nuove in 29 aeroporti italiani, comprese 101 rotte operate da e per gli scali siciliani. Ryanair ha contribuito fortemente allo sviluppo della connettività degli aeroporti dell'isola. Da quando è iniziato a operare dalla base di Trapani, il numero dei posti letto nella provincia è aumentato del 3% su base annua e il numero dei turisti del 13% in 5 anni, mentre per l'aeroporto di Comiso si è quintuplicato il traffico, con le offerte di posti letto aumentate del 26% in 5 anni.